Ancora 24 ore, c'è da trascorrere ancora una notte, preziosa per cercare di riposare bene, malgrado i pensieri e l'adrenalina che inizia a farsi sentire. Poi una mattina da affrontare, dai ritmi spesso frenetici, fatta di preparativi, cura dei dettagli e concentrazione. Sacra Renanti a Sant'Lussurgiu è costituita da tanti momenti per il paese e per i cavalieri che si lanceranno nella spericolata ed affascinante corsa. Questo è il luogo dove tutto ha inizio, no? Si scappa d'Orzo, dove appunto i cavalli vengono scappati, e qua si corre, e qua parte, e qua l'adrenalina inizia a bollire all'interno dei cavalieri, dei cavalli e del pubblico. Domani alle 3 siamo qua, io sono su quel palchetto, domani alle 3, dopo aver fatto i saluti di rito e aver aspettato i primi cavalieri e cavalli che usciranno da questo viottolino qua, io sarò pronto per dire attenzione, liberare il percorso, cavalli in partenza, attenzione, e partono! E l'attesa ha un sapore davvero particolare. Siamo pronti a poche ore dall'inizio. Sì, dai, siamo pronti. Domenica delle prove è andato tutto bene. Speriamo bene anche per i prossimi 3 giorni. Come l'abbiamo preparata? Come l'abbiamo preparata? Un po' di allenamento sia per i cavalli che per i cavalieri e poi diamo tutto in mano alla fortuna. La febbre sta salendo? La febbre è tutto l'anno. Quando finisce il carnevale la febbre riappare il giorno dopo che finisce Sacra Renanti.